Ma che è? Ottobre o marzo? Però si prospetta una bella giornata calda oggi. Un caloroso saluto amici di Vado Max di YouTube e ben ritrovati in questo nuovissimo vlog dedicato al campionato Veneto Play Card 2017. Settimo e penultimo round di campionato per la seconda visita di questa stagione in quel di Raceland, e questa volta si correrà con i CRG Centurion di 270 cm3, mentre la scorsa volta avevamo corso con i kart super leggeri, sempre motorizzati 270 ma con telaio racing. I giochi non sono neanche ancora fatti, o meglio, c'è una flebile speranza per quanto mi riguarda di conquista del titolo, però devono accadere determinati eventi, un po' come Vettel quest'anno, insomma. Bisogna proprio avere il culo che Hamilton si ritiri e comunque faccia pochi punti. In sostanza sono in terza posizione a pari punti con Giovanni Mattiello, a meno 13 dall'Emole che è il capo classifica, però sono in terza posizione per via del fatto che Mattiello ha vinto più gare, per cui sono un po' così nella merda. Comunque in teoria per quanto riguarda la situazione playoff dovrei essere abbastanza tranquillo. Adesso voglio provare a recuperare i punteggi, i punti di svantaggio che ho, e cercare di recuperare quanto più possibile. Per cui adesso sto aspettando il socio Daniele con cui faremo 4 chiacchiere durante il tragitto, studieremo le varie strategie di gara e ci vediamo quando giungeremo in pista. Eccoci qui, mezz'ora dopo siamo appena arrivati in pista. Deserto dei Tartari perché siamo arrivati mezz'ora in anticipo rispetto all'orario di ritrovo. La pista sembra essere messa in buone condizioni, andiamo a cambiarci. Ecco qua, vestizione completata, andiamo via primo gruppo di qualifica in cui dovrei esserci anch'io, essendo terzo in classifica e non essendoci troppe wild card. Ci vediamo dopo la gara 1. Qui finite anche le qualifiche sfortunate, perché purtroppo il primo kart che mi è stato affidato aveva la cinghia che si stava rompendo, ho potuto fare solamente 2 giri, dopo ho avuto problemi, dopo ho potuto recuperare i 5 minuti che ho perso perché c'è stato anche un problema nel contrometraggio, per fortuna. In teoria dovrei partire ultimo della batteria numero 1 e sarà durissima, sarà veramente dura. Speriamo bene, dai. Purtroppo gara 2 è andata com'è, battaglie feroci, però purtroppo più del sesto posto non sono riuscito a fare, salvo penalità dell'ultimo minuto. Adesso vediamo se andrò a finire in gruppo A o gruppo B, però mi sa che stavolta non gira bene. Bene, eccoci qui, finita anche sta giornata, terzo di gara 2, gran bella rimonta, però la classifica un po' duole, mi sa che dovrò ripiegare sul playoff.
Adesso però inizia il terzo tempo, stile rugby. Bene, eccoci qui dopo aver scaricato il socio Daniele in quel di Albignasego come per il nostro rendezvous all'uscita 10, al parcheggio dell'uscita 10. Insomma, poteva andare meglio come poteva andare peggio, un po' la stessa minestra di Piacenza e purtroppo così sono le gare. Però non è detta l'ultima parola perché ho fatto un po' due conti al volo in maniera abbastanza rapida e c'è ancora la possibilità di agguantare il secondo posto, visto che adesso ho 6 punti di svantaggio da Giovanni Mattiello, incredibilmente, al netto degli scarti, rimanendo gli scarti uguali a questi. Purtroppo è andata a finire un po' così. Ormai Lemuel posso dire che ha già preso il largo, quindi dovrebbe avere 15 punti di vantaggio su Giovanni e 21 su di me, se non ho fatto male i conti, perché oggi ha fatto l'unplane, ha fatto pole, vittoria gara 1, vittoria gara 2, giro veloce, per cui diciamo era abbastanza risaputo che sarebbe potuto andare a finire così la giornata, perché comunque è la sua pista di casa, ci ha lavorato fino a qualche settimana, fino a qualche mese fa, come dicevo, per cui la conosce abbastanza bene. Piccolo riassunto della giornata, qualifiche sfortunate perché purtroppo mi sono trovato l'unico kart che aveva un problema tecnico. Me ne sono accorto in tempo, sentendo un rumore stranissimo, cioè veramente una cosa incredibile. Daniel mi ha confermato che era un problema alla cinghia, infatti mi ricordavo il rumore da quello che è successo a Nembi nella tappa del Bicati, che lui ha rotto la cinghia in gara 2 e tutto qui. Quindi Daniel, anche diciamo sfruttando un altro problema che è successo, ovviamente però questa volta non dipendente da me, c'è stato un problema col sistema di cronometraggio, mi ha dato la possibilità di fare 5 minuti nella seconda qualifica per recuperarli alla fin fine, però ho cercato di spingere il più possibile, ma niente. Sono partito sesto di gara 1 gruppo A e ho finito sesto. È stata una battaglia dura con Nembi che vabbè, ok, qua non sto a fare accuse, non sto accusando nessuno, però quando vedete il video capirete che sono state certe mosse che mi hanno un po' spiazzato, come il fatto che mi abbia quasi battuto fuori quando c'è stato l'incidente in curva 1. Io giustamente per evitarlo ho girato largo, ero all'interno della curva 2, ti vedo Nembi inserirsi saltando sul codolo, mi sorpassa e Billy, che cazzo è rally? Vabbè, ok, questo è un altro discorso. Dopo diciamo mi va anche un po' di fortuna a rimanere sempre nel gruppo dei primi e un po' di fortuna l'ho avuta nel trovarmi uno dei migliori kart della giornata, il numero 12. Sono partito sesto e lì ho fatto veramente una rimonta a suon di sorpassi e giri veloci. Infatti il mio best lap è stato 47,1 in gara 2 e ne avevo di più, purtroppo però Mattiello e Lemo erano già belli che andati. Purtroppo le corse sono così, bisogna anche accontentarsi. Adesso ci sarà l'ultima gara di campionato ad Affi il 18 di novembre che andrà ad assegnare i titoli. Lemo là diciamo ha messo una seria, una bella base per vincerlo di sicuro al prossimo round. E per quanto riguarda il secondo posto, che vale l'accesso diretto al playoff, ci sono ancora punti, non si molla un cacchio e continuerò a spingere anche quel di Afri. Spero, non dico di portare rogna, ma spero che Giovanni possano fare una prestazione non brillante come è successo alla prima gara di campionato, perché anche Dio ci può stare tutto nelle cose può succedere. Comunque, piccola news, c'è stata comunicata anche la sede e la data del playoff e rullo di tamburi sarà per la mia felicità, anche perché diciamo è stato un vantaggio essere andato a fare quella giornata di scuola tra virgolette alla Top Speed di Vignate, perché appunto il playoff
Lombardo-Veneto si terrà appunto alla Top Fuel Arena di Vignate il 2 di dicembre. Mentre per la super finale, se mi riuscirò a qualificarmi, sarà a fine gennaio, data ancora da decidere, però comunque intanto il playoff è già stato fissato, come detto appunto, il 2 di dicembre alla Top Fuel Arena di Vignate. Vista che onestamente a me piace, mi ricorda molto, come ho detto già, la speed zone di Monselice, ha molte caratteristiche che mi piacciono, i kart sono veramente messi bene, tenuti bene, e si può fare un buon risultato, per cui può anche qualificarsi, però ovviamente non dico niente, dato che manca ancora una gara fine, per cui c'è ancora la possibilità matematica di riuscire a strappare il secondo posto all'ultima gara. Sarà dura, ma ci voglio provare. Con questo sabato di campionato ci saranno, anzi inizierà un periodo abbastanza intenso per quanto riguarda il sottoscritto e anche il canale ovviamente di conseguenza, perché questo vlog lo vedrete sabato 4. Il 5 di novembre, cioè domenica prossima, io sarò impegnato in una allegra cartata ignorante organizzata da Tibi e Nick del Public Racing Team, che in veste di organizzatori questa volta hanno realizzato, confezionato il loro primo evento, ovvero la Tag Team Race, che si terrà appunto a Vicenza Kart Indoor nella configurazione, nel layout, quello completo da Endurance, quello massiccio, insomma quello più lungo da 1600 metri, e sarà da divertirsi. Il mio compagno di squadra sarà il buon Umberto, con cui ho già fatto da 3 ore, che ha anche partecipato oggi in veste di wild card a questa tappa di campionato, con comunque delle ottime prestazioni, perché ha fatto terzo in gara 1 e ha vinto gara 2, non è andato affatto male, è stato veramente molto bravo. Per cui il prossimo appuntamento, come ho detto, la Tag Team Race del Paprika Racing Team domenica prossima. Dopodiché spero la settimana successiva di riuscire ad andarmi ad allenare in quel di Asti, anche per provare la parte nuova della pista, sono molto curioso di provarla. E poi ci sarà l'atto finale di questo campionato, che onestamente per come me l'ero immaginato io quando ho deciso di iscrivermi è andato oltre le più rose aspettative, veramente. Mi sottolineo molte soddisfazioni, sono sempre stato costantemente tra i migliori, salvo qualche battuta d'arresto e qui. Per cui con questo è tutto, vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like e a lasciarmi qualche commento per farmi sapere la vostra. Per cui ci vediamo domenica prossima in quel del VKI, quando vedrete questo video sarà il sabato, per cui un cordiale saluto e una buona notte, bye bye!